Oggi siamo qua per sensibilizzare chi di dovere su un problema grave qual è la violenza ai sanitari. E siamo qua per dire basta e vogliamo subito soluzioni ora. Non è più possibile rinviare. L'omicidio pochi mesi fa di Gaetana Laimo e ora della dottoressa Barbara Capovani, la psichiatra di Pisa, dimostrano come sia un problema grave questo della violenza sui sanitari. E questi, permettetemi una frase, hanno il solo torto, tra virgolette, di essere fedeli ai valori espressi dal codice deontologico. Sono persone, sono colleghi che lavorano, cioè la violenza viene fatta su colleghi che lavorano notte e giorno per la salute dei cittadini. È come se fosse una punizione. E allora dobbiamo tutti assieme fare rete con la politica, con chi ci governa, con le forze di polizia, con l'assessorato alla sanità, con l'ASP, con la prefettura, con tutti dobbiamo fare rete per trovare le soluzioni. Perché dobbiamo cominciare alla valorizzazione della persona, alla valorizzazione umana, a ricreare questo rapporto medico-paziente che può cercare di lenire questa violenza. Dobbiamo far sì, altri problemi sono venire incontro a questo numero esiguo di personale impegnato anche in fatti burocratici, che non ha più il tempo di dedicare il tempo nella comunicazione con il paziente, perché oggi come oggi è sempre più valido il discorso che il tempo di comunicazione è tempo di cura e dobbiamo puntare anche sulla digitalizzazione sanitaria, sulla prevenzione, fare tutto perché si possa veramente chiudere questo discorso sulla violenza. Non se ne può più sulla violenza, perché è violenza verbale, violenza fisica che sfocia poi negli omicidi a cui abbiamo assistito. Sento il dovere di ringraziare il Presidente dell'Ordine dei Medici, il Dottore Sandro Pitruzzella, per questa iniziativa. Ci ha dato la possibilità di attestare la nostra solidarietà alla memoria della collega, diciamo, brutalmente trucidata presso l'ospedale di Pisa, una psichiatra che espletava il proprio dovere. Purtroppo in questo periodo storico la psichiatria sta vivendo un momento di grande difficoltà dovuta alla carenza di organico che accomuna anche altre discipline, ma soprattutto a nuovi mandati che la psichiatria è chiamata ad adempiere, non solo in merito alla cura, ma purtroppo anche con deleghe a volte dall'autorità giudiziaria in merito all'applicazione di misure di sicurezza per pazienti con pericolosità sociale psichiatrica, ospitati presso strutture o anche in libertà vigilata. Oggi siamo qui tutti riuniti, colleghi medici e medici odontoiatri, per lanciare un messaggio forte alla pubblica opinione, ai nostri concittadini, ai nostri utenti pazienti, che sono quelli a cui tutta la nostra vita professionale è rivolta. È strano che un paziente possa arrivare ad uccidere in maniera premeditata e determinata il proprio medico. È l'atto più efferato che possa essere, perché si dimentica che vi è un patto terapeutico che è quello che vede il medico prendersi cura come atto quasi divino della salute del paziente a cui lui si affida. Quindi questa sofferenza che vede nel nostro territorio l'uccisione del collega, il cardiologo Alaimo, lì al Pisa la collega, ma in tanti e tanti altri posti d'Italia avviene questa scellerata condizione in cui il cittadino perde il controllo di sé, non ha più la capacità di comprendere che il medico è colui il quale presta tutta la sua vita professionale
per dare la migliore qualità di salute e di vita a tutti noi, ed arrivare a questi fatti così efferati, segno di una società che è ormai sofferente, di una società che è malata e che vede nel libero arbitrio l'esercizio della violenza gratuita. Non si può rimanere indifferenti a tutto ciò. Bisogna che la parte sana della società sia solidale con i medici, sia solidale con il personale sanitario, perché venendo meno la certezza della fiducia nel reciproco rapporto di cura, tutto questo andrà a scemare.